Ecco, benissimo. Allora, anch'io vi ringrazio molto per questo invito, peraltro ho partecipato anche al direttivo dello SPI-CGIL che ha preceduto questo incontro, e anche se sono qui come responsabile del centro di documentazione e ricerca Trentin, della famiglia Trentin, mi sento un po' di casa in questa iniziativa, nel senso che la CGIL, adesso lo SPI-CGIL e l'ANPI sono stati i luoghi della mia militanza e del mio impegno politico per tanti anni. La CGIL è stata anche per molti anni il luogo del mio lavoro, e in entrambe queste, sia dentro la CGIL, dentro lo SPI e dentro l'ANPI successivamente, io ho potuto portare avanti le mie riflessioni sull'antifascismo come scelta da praticare. Ecco perché vorrei qui porre un tema che poi magari nella discussione o poi qualcuno può riprendere. Non tutti sono antifascisti nello stesso modo. Per ciascuno credo che l'antifascismo sia il frutto di una storia che magari ha origini molto lontane nel tempo. Per me, per esempio, forse in una serie in cui a 10 anni ho capito che quello che avevano fatto i fascisti era stato tutto sbagliato, è diventato per me quindi un modo di contrappormi, no? E di rapportarmi al mondo in cui ero nata e che aveva orientamenti diversi. Quindi un antifascismo molto diverso da quello di contrapposizione, diverso forse da quello di altri che erano nati in situazioni più significative anche dal punto di vista educativo. E questo lo volevo dire perché mi sembra importante che ciascuno di noi si definisca rispetto a questo. E poi voglio dire che sono molto d'accordo col presidente Smuraglia sul fatto che se fossimo, insomma, sicuramente è molto più bello vedersi, parlarsi, e sperare adesso che non dovremo continuare a fare queste riunioni con questi strumenti e non in presenza. Certo che questo tipo di intervento probabilmente fa sottovalutare, qui faccio una battuta di cui spero i dirigenti dello SPI-CGIL di Venezia mi perdoneranno, che forse online si nota di meno che di 8 presenze in questo dibattito molto interessante, ci sono 7 uomini e una donna. Ora credo che in presenza sarebbe molto più evidente, online ce ne accorgiamo di meno, ma io voglio dirlo lo stesso, perché rimane aperto un tema della rappresentanza femminile anche dentro il sindacato, dentro le istituzioni, dentro l'ANPI, su cui ogni volta che ci troviamo in situazioni come questa credo dobbiamo riflettere. Pochi giorni fa ci ha lasciato una grande militante femminista partigiana, Lidia Menapace, che credo avrebbe voluto che da parte mia ci fosse questa osservazione e un invito alla riflessione su questa sperequazione di rappresentanza. Torno allora al centro Trentin per cui sono qua. E d'ora in poi lo chiamerò centro Trentin, però la definizione è quella che vi ho detto e riguarda tutta la famiglia Trentin. Il centro è nato a Venezia alla fine del 2012. In quale occasione? L'occasione è stata la donazione all'Associazione Resistenze, che è un'associazione di donne venete che si occupa soprattutto della memoria e della storia delle donne partigiane nella nostra regione, alla donazione, dicevo, di un archivio molto prezioso sia sul piano epistolare che sul piano fotografico per quello che contiene, da parte di Franca Trentin, che è morta, abbiamo appena ricordato i 10 anni della sua morte,
il 28 novembre del 2010. Quindi il centro nasce a partire da questa donazione, coinvolgendo anche altre istituzioni come la Fondazione di Vittorio, e nasce come luogo di sintesi di tutti gli studi e di tutti i documenti sui Trentin, per coordinare anche, diciamo, gli studi di più o meno giovani impegnati in questa ricerca, di docenti che approfondiscono il pensiero di Silvio Trentin per sostenere tesi di laurea, per esempio, e anche per collegare sostanzialmente una riflessione, uno studio approfondito sul pensiero di Silvio Trentin, morto purtroppo molto presto, nel marzo del 1944, la storia della sua famiglia, di sua moglie, la Beppa Nordari, che in realtà gli sopravviverà a lungo vivendo a Venezia, e i suoi 3 figli, Giorgio, la Franca e Bruno, che sarà poi, sceglierà di fare il sindacalista e sarà il segretario prima della FIOM e poi della CGIL dall'88 al 94. Il compito del centro dunque è quello di fare memoria, di mantenere quella memoria intesa come conoscenza di cui il presidente Smuraglia parla nella introduzione a questo libro, che mi è sembrata un'introduzione molto chiara, molto significativa e molto convincente rispetto alle possibili utilizzazione di questo testo. D'altronde gli interventi che mi hanno preceduto mi sembra che l'abbiano ampiamente e chiaramente dimostrato. Il compito dunque è quello di fare memoria, di fare storia attraverso anche le biografie, e in particolare in questo caso si tratta della biografia di una famiglia specialissima come la famiglia dei Trentin, che ha fatto dell'antifascismo una scelta di vita pagata a caro prezzo fino all'esilio e al carcere. Voglio dire solo 2 cose brevissime, ovviamente, sulla figura di Silvio Trentin, ma credo che meriterebbe ulteriori approfondimenti, per dire che alla fine del 1926 Silvio Trentin lascia una carriera di professore universitario, era arrivato a insegnare diritto amministrativo a Ca' e abbandona questa carriera e sceglie la via dell'esilio a seguito del decreto di legge 2300 che obbligava i funzionari statali all'obbedienza anche intellettuale e scientifica al regime fascista. È uno dei pochi professori universitari che si dimette, che lascia la cattedra. Molti non prenderanno la tessera, ma è uno dei pochi professori che lascia la cattedra. Lascia la sua terra, il San Donatese, se ne va con l'idea di portare avanti in Francia il lavoro che era stato della sua famiglia. Decide di fare l'agricoltore, prende anche una piccola azienda, ma non è capace, cioè non è il suo mestiere, e quindi fallisce, lascia perdere. Nel frattempo ci sono Giorgio e la Franca piccoli, nasce Bruno e finisce col fare il tipografo, l'operaio, e viene poi licenziato perché sciopera il 1° maggio, e poi riuscirà, attraverso l'appoggio della famiglia rimasta in Italia, ad aprire una libreria a Tolosa. A Tolosa la libreria dei Trentin è una libreria dove passano tutti, dove vanno i fratelli Rosselli, dove vanno tutti quelli che vanno a combattere, e andrà anche Silvio, che vanno a combattere come volontari la guerra in Spagna. È quindi un'esperienza ricchissima per i figli, per Silvio e per la moglie. Il 15 luglio del 1943 decide con i 2 figli maschi, Silvio, di tornare in Italia per organizzare la resistenza nel Veneto. I 2 figli saranno partigiani, Bruno sarà a meno di 18 anni un temerario gappista,
E quindi abbiamo l'immagine, ve l'ho ricordata solo a linee generali, abbiamo l'immagine di una famiglia in esilio, a cui abbiamo dedicato anche come centro una bella mostra e un bellissimo catalogo che abbiamo pubblicato l'anno scorso in occasione dei 100 anni di Franca Trentin. Dunque mi sembra, questo per dire perché questo centro lavora, fa memoria, ha una serie di enti promotori, tra cui l'ANPI e la CGIL, e devo dire che mi sembra che la cosa importante da dire in questo momento è ciò che unisce i Trentin nella loro biografia, cioè l'attaccamento al valore della libertà. Strinati nell'intervento parlava di una libertà ben diversa da quella che era al centro della cultura della famiglia Trentin. La libertà viene prima, è un libro di Bruno Trentin che sta per essere ristampato, a cui credo dovremo dedicare tutta la nostra attenzione. È per loro centrale la libertà, è per loro centrale la formazione culturale, è per loro centrale per tutti, per come si svilupperà la loro vita, una cittadinanza, l'appartenenza a una cittadinanza vasta, di cui abbiamo molto bisogno. Come diceva Epifani nella inaugurazione del centro, abbiamo bisogno della memoria e di buoni esempi, perché ce ne sono rimasti abbastanza pochi. Dunque il libro, vado avanti velocemente per dirvi quali sono secondo me le parole d'ordine. Naturalmente vi direi una bugia se vi dicessi che l'ho letto tutto il libro. Ho letto la prefazione, ho letto alcuni saggi, ho capito di cosa si tratta e ne riconosco tutta, anche per esperienza di militante, tutta l'importanza, soprattutto rispetto al discorso che riguarda le istituzioni, che è stato ampiamente ripreso dopo l'intervento del presidente Muraglia da Strinati. Quali sono i punti, secondo me, fondamentali per cui ci serve questo libro? Un po' le parole d'ordine, le parole chiave. Non lasciar perdere è un punto fondamentale, non abituarsi agli atti di arroganza che ripropongono situazioni di natura fascista. Questo è un punto che è già stato ampiamente illustrato. Vorrei solo portare ad esempio, a proposito di istituzioni, qualche istituzione non sa come reagire, dicono che non ci sono le leggi, altre invece sono direttamente in prima persona quelle che compiono dei gesti che non tengono in alcuna considerazione l'antifascismo. Faccio riferimento a quanto è successo a Venezia il 2 giugno scorso, in occasione della festa della Repubblica. Come certamente saprete, in occasione della festa della Repubblica a causa delle normative Covid, ha visto una partecipazione di delegazioni molto, molto ridotte, sia istituzionali sia delle associazioni combattentistiche. In questo caso in Piazza San Marco, dove la mattina si svolge sempre la manifestazione, tra i pochi rappresentanti vi ricordo che non è stato ammesso l'ANPI. Il prefetto Zappalorto ha escluso l'ANPI da questa e non ha consentito a nemmeno un rappresentante dell'ANPI di Venezia di essere presente. Questo non è successo in altri comuni, non è successo in altre città. A Venezia non è successo. E purtroppo non siamo stati in grado, ecco qui un problema, no? Non basta dire che non va bene, non basta dire facciamo una cosa contrapposta, non siamo stati in grado, oltre ad aver manifestato il nostro dissenso e ad essere stati presenti anche in un piccolo gruppo, sempre per il Covid nella piazza, non siamo stati in grado di ottenere non solo prima che ci facessero andare i nostri rappresentanti alla manifestazione, ma nemmeno poi siamo andati, come ritorno al discorso del lasciar perdere, speravamo si potesse chiedere, avevamo chiesto
ai rappresentanti dei partiti antifascisti un'interrogazione parlamentare, che però alla fine non ci risulta che ci sia stata. Ecco, io dico, qui è un caso di un'istituzione che non ha assolutamente rispettato la Costituzione, non ha rispettato gli antifascisti di questa città, e alla fine abbiamo un po' lasciato perdere. Io penso che questo libro debba darci gli strumenti perché ciò non avvenga, e questo è il lasciar perdere. La seconda cosa è che cosa ne pensano, faccio accenno anche a cose che sono state già dette. Qual è diceva, no, il presidente Smuraglia diceva, no, in questo paese le cittadine e i cittadini devono essere antifascisti perché la Costituzione, come dice il libro, è tutta antifascista, è ricostruita interamente sull'antifascismo, però abbiamo poca conoscenza, c'è poca conoscenza delle leggi, la stampa dà delle informazioni distorte. E allora la domanda, secondo me, che ci dobbiamo fare, che c'è anche nell'intervento introduttivo, è abbiamo il problema di dare l'antifascismo dei cittadini italiani come quelli di cui prima parlavo, di darlo per scontato, e siamo diventati nel tempo abbastanza, uso il termine pigri tra virgolette, per ottenere il rispetto della Costituzione e fare delle battaglie. Può essere che questo ci stia succedendo. Diamo fastidio, dice il presidente Smuraglia nella sua prefazione. L'ANPI viene spesso attaccato come forza residuale, no? I vecchi sono morti tutti, no? E quindi adesso gli altri che rimangono che cosa hanno a che fare con l'antifascismo? Ecco, allora la domanda che ci poniamo è: abbiamo abbastanza lavorato sull'antifascismo? Parlo di noi che, essendo nati subito dopo la guerra, evidentemente abbiamo elaborato, no, l'antifascismo come quello che dicevo prima, ciascuno a suo modo, ma forse non siamo stati in grado veramente, e dovremmo ancora esserlo invece nonostante l'età, non siamo stati in grado veramente di comunicare l'antifascismo anche alle nuove generazioni, forse anche ai nostri figli. Per esempio, uno dei momenti più belli del mio rapporto con mia figlia è stato che a un certo momento mi ha detto, ormai ultra trentenne, che avrebbe voluto prendere la tessera dall'ANPI, e per me è stato un onore dargliela e portargliela. E poi c'è e finisco, e poi c'è un altro atteggiamento che riguarda i cittadini e le cittadine italiane, è quello del qualunquismo e del disprezzo della politica che non ci aiuta, e questo è abbastanza accaduto. Quando penso ai risultati elettorali della città di Venezia, devo dire, soprattutto sto parlando di Venezia centro storico, credo che su questi noi dovremmo fare anche come sindacato, come CGIL, una riflessione. Ecco, quindi vi ringrazio di avermi ascoltato e grazie ancora.